Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con Lombardia Notizie Online. Oggi abbiamo scelto una location particolare perché in regione si parlerà di un accordo che vede al centro la bellezza. Infatti sarà sottoscritto un protocollo d'intesa fra Regione Lombardia e la regione ecclesiastica lombarda per la valorizzazione del patrimonio ecclesiastico lombardo. Ne parliamo subito con l'assessore alla cultura della regione Lombardia, Stefano Bruno Galli. Assessore, la Lombardia è ricchissima di bellezze che appartengono al mondo ecclesiastico, che sono da valorizzare, sono un'occasione anche per venire in Lombardia. Quindi questo accordo, questo protocollo d'intesa, che cosa favorirà? Ma questo accordo giunge a coronamento di un impegno che è l'impegno dell'assessorato alla cultura di questa regione in favore del patrimonio ecclesiastico che si è manifestato fin dall'inizio. I beni ecclesiastici sono davvero dei beni trasversali, cioè considerando in senso lato i beni ecclesiastici. Lei pensi, per esempio, noi abbiamo un progetto che si chiama Link, Lombardia in cammino, dove abbiamo recuperato 13 percorsi del cammino lento, la via Francigena, la via Francisca del Lucomagno, sono percorsi di carattere religioso. Anche quello è un intervento di valorizzazione comunque di qualcosa riconducibile alla sensibilità e appunto alla sensibilità cattolica di questa regione, che rappresenta proprio l'essenza della sua identità culturale. A me è capitato, essendo uomo di territorio che gira in lungo e in largo per la Lombardia, è capitato di visitare delle chiese, per esempio con la navata centrale spezzata in due perché c'era stato un cedimento del terreno sotto la chiesa, e quindi per salvaguardare e tutelare questo patrimonio è necessario intervenire. Questo protocollo, che è un protocollo importantissimo dal punto di vista proprio istituzionale, ci consentirà di intervenire, come dire, di intervenire direttamente e di valorizzare appunto uno dei tanti aspetti dell'identità culturale lombarda, e è quello sostanzialmente che la tiene insieme dal punto di vista culturale. Per cui ci sono queste realtà che sono delle realtà che sono in sé dei grandi attrattori nella sostanza, però c'è tutta come dire, la polverizzazione, no, della presenza ecclesiastica su tutto il territorio regionale, che merita grandi attenzioni e sicuramente sarà oggetto di una valorizzazione mirata. Per la regione ecclesiastica lombarda ha sottoscritto il protocollo d'intesa il vescovo di Pavia, Sua Eccellenza Monsignor Corrado Sanguinetti. Lo ascoltiamo. Eccellenza, qual è il valore di questo accordo firmato fra la Conferenza Episcopale Lombarda e Regione Lombardia? Ma il valore innanzitutto chiaramente dice di una buona collaborazione che c'è tra la Conferenza Episcopale Lombarda e la Regione. In questo caso il protocollo d'intesa riguarda la valorizzazione di quei beni culturali di interesse religioso, che evidentemente sono molto ampi e di valore nell'ambito della nostra regione. È un protocollo che permetterà, nelle modalità che verranno poi determinate, di poter partecipare anche a certi bandi, a fondi che vengono messi a disposizione dall'Europa. L'idea appunto è che da parte della regione c'è questo desiderio di stabilire questo rapporto stabile con la nostra Conferenza Episcopale Lombarda, in maniera tale che appunto anche i beni culturali, che sono beni culturali diciamo ecclesiastici, siano riconosciuti come beni di interesse culturale generale, quindi non soltanto per i credenti, ecco. Cosa si intende per beni culturali? Le chiese, ma anche i quadri, gli addobbi sacri e religiosi? Tantissime cose, appunto, specialmente le chiese, tutto quello che è l'apparato interno delle chiese, quindi i quadri, sculture, ma anche tutto quello che pertiene al culto. Pensiamo a certi musei diocesani che mostrano e mettono in circolazione a disposizione della visione tantissimi paramenti, o tutto quello che riguarda anche i vasi sacri, tutta l'argenteria prodotta nei secoli. E poi per sé ci sono anche beni di natura anche archivistica, quindi il patrimonio è veramente sterminato, perché la storia della nostra regione è una storia che è stata profondamente, come dire, informata dalla presenza del cristianesimo e della Chiesa, e questi beni di varia natura
hanno un valore sia culturale e storico, cioè testimoniano di questa storia, di questa cultura, e poi possono avere chiaramente anche un valore dal punto di vista ecclesiale di evangelizzazione, perché chiaramente in questi beni si è espressa la fede del popolo lombardo attraverso l'arte, la bellezza. E noi sappiamo che questa è una via che tuttora può parlare al cuore dell'uomo, quindi mi pare una cosa bella che ci sia questo convenire insieme Regione e Conferenza Episcopale Lombarda nel desiderio di valorizzare questi beni, riconoscendo che sono beni, come dire, davvero per tutti, credenti e non credenti, e sono beni da tutelare, da sostenere, non solo per non disperdere un patrimonio che abbiamo ricevuto, ma perché questo patrimonio possa continuare a parlare e possa continuare a interloquire anche con gli uomini di oggi. Un accordo dunque che punterà alla valorizzazione di un patrimonio ricchissimo che la Regione Lombardia vuole mettere a disposizione di appassionati, credenti, laici, di tutti coloro che sono alla ricerca di qualcosa di bello da gustare e da vedere. E anche per oggi è tutto, continuate a seguirci sul nostro sito www.lombardianotizia.online e sui nostri canali social. Arrivederci.